3 punti per scappare dalla zona playout, 3 punti per inseguire il sogno playoff. Sono i primi 3 punti dell'anno 2025 per San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo. Benvenuti qui dal comunale del paese trapanese da Gabriele Rispetta. Oggi San Vito San Giorgio, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza. Rischia il portiere del San Giorgio, pallone impreciso, attenzione a Bulades che ha avuto l'occasione, la prima vera del match, su un errore ingenuo di Amen C6. Torna dove c'è Torres, ancora lui. Torres apre lo scambio perfetto nel rigore, che infatti vale un fallo, credo però fuori dall'area. Adesso sembra un affare tra Pace e Torres. Lo scambio, Torres spacca la porta, un gol fantastico del numero 9 che sostituisce in maniera perfetta Maltese e mette avanti i suoi 1-0. Vedi che viene anche una stagione al Sant'Agata in Serie B. Attenzione alla corsa di Bulades, finale di rigore, Bulades, la parata di C6, giusto per andare avanti. Attenzione all'errore, la svirgolata di Sacum, può partire Pace, sempre lui, cross al centro per Torres che ha avuto l'occasione del raddoppio. Torres a cercare ancora Lo Grande, al centro Lo Grande, Torres davanti alla porta, non sbaglia 2 volte Santi Torres, si rifà subito ed è doppietta per lui. Attenzione al 10 che va dove c'è Parisi, il sombrero di Parisi e arriva in porta subito dopo Scalisi. 3, vediamo, va Secum. Sì, ancora con Lo Grande che trova Torres, sempre il 9, pone sul destro, lo fa partire. Occasione un'altra volta. Adesso sì, non c'è più tempo, il San Giorgio vince la prima gara del suo 2025, lo fa grazie a doppietta di Santi Torres. 2-0 a un San Vito che ci ha provato in maniera timida, ma questo non può bastare contro una squadra che sogna i playoff.